dei comuni virtuosi, che è Boschini. Boschini è qua. Boschini ci parlerà di cose fatte e non idee campate così. A te la parola, Boschini. L'energia secondo me va necessariamente legata, come si diceva prima, al tema della gestione del territorio e su questo tema appunto bisogna, noi ci dobbiamo impegnare perché dalla prossima tornata amministrativa non ci siano più varianti urbanistiche che stuprino, che violentino nel vero senso della parola i nostri territori. Gli abitanti del comune di Cassinetta di Luganiano in provincia di Milano, che è il primo comune d'Italia ad aver adottato, approvato un piano di gestione del territorio a crescita zero, perché voi vi accorgerete amministrando i comuni che i comuni danno i servizi ai cittadini buttando via il territorio, perché si vende il territorio per introitare quegli ingressi economici che si chiamano oneri di urbanizzazione e che servono ai sindaci e agli amministratori per erogare servizi ai cittadini. Il problema è che questa non dà prospettiva, non solo perché impatta sull'ambiente in modo devastante, ma perché permettere di costruire significa poi accogliere nella comunità dei nuovi cittadini che, a differenza di quelli che ci vivono da sempre, non hanno una rete parentale e amicale in grado di supportarli nella vita di tutti i giorni, nel fare assistenza ai bambini o agli anziani, nello scambiarsi dei favori, almeno non all'inizio, e questo poi porta i comuni a dover essere costretti a implementare ulteriormente i servizi per i quali non si hanno i soldi e quindi si rivende ancora altro territorio. Rispetto al tema dell'energia, lo strumento più importante e prioritario per qualsiasi tipo di programmazione futura è l'adozione di piani energetici comunali. Che significa? Prima di tutto fotografare l'esistente, scoprire quanto e come si consuma da un punto di vista energetico per illuminare male e riscaldare peggio le scuole, le sedi istituzionali, gli impianti. Arrivare alla filiera corta dell'energia, all'indipendenza energetica comunità per comunità. Ogni comune, ogni comunità deve essere in grado di prodursi la propria energia, autoprodursela e autoconsumarsela, perché in questo modo c'è più democrazia, più libertà e i cittadini possono scegliersi che cosa fare giorno per giorno. Urbanistici e affiancare a quello che viene scritto sulla carta dei percorsi partecipati che mettano le condizioni di fare in modo che questa carta diventi realtà, perché il problema poi è che sì, io posso avere anche il regolamento urbanistico più all'avanguardia della terra, ma se poi i funzionari del comune non sono in grado di fare le certificazioni energetiche, i costruttori locali non hanno nessuna intenzione di investire in questa cosa, i cittadini non sanno che possono risparmiare del 30 al 70% facendo delle scelte che magari inizialmente richiedono un piccolo investimento in più ma che si ripagano in pochissimo tempo, e poi dopo il regolamento urbanistico è bellissimo e lì lo metto nel lavoro, che è un lavoro enorme che richiede comunque del tempo e un impegno forte da parte di chi va ad amministrare i territori. Bisogna poi lavorare perché fare in modo che si riduca l'impatto ambientale appunto della comunità. In questo senso ci sono progetti che hanno attivato, stanno attivando dei gruppi d'acquisto per cercare di favorire interventi di riqualificazione energetica nell'edilizia privata e al tempo stesso favorire a quel punto, perché a quel punto conviene e ha senso, introdurre meccanismi legati alle fonti rinnovabili, quindi il fotovoltaico, il mini eolico, la geotermia, ovviamente valutate caso per caso.